scattati i dazi USA al 15% per l'Unione Europea. Grande la preoccupazione in Veneto, dove le associazioni di categoria lanciano l'allarme. A rischio, dicono, 2 miliardi di euro all'anno. La Pedemontana divora i fondi regionali a scapito della sicurezza stradale di 240 comuni del Veneto. La denuncia del consigliere regionale dei Verdi Zanoni, la replica di De Berti, stravolge i dati ai fini elettorali. Dodicenne di Castelfranco salvato in extremis da un giovanissimo bagnino e dalla Guardia Costiera a Jesolo. Era in mare nonostante il divieto di balneazione per il vento, le onde lo spingevano sugli scogli. Zanzara tigre, primo caso autoctono di virus chikungunya in Veneto, colpita una 64enne di Negraro, una 39enne di Affi che non erano state nei paesi dove il virus è endemico. L'anticiclone Caronte porta alla prevista ondata di caldo, temperature fino a 39 gradi, il picco domenica, il Veneto nella morsa dell'Afa fino alla prossima settimana. Ladri in azione, non curanti delle immagini delle telecamere che li riprendono tra Mestre e Martellago, colpiti locali e ristoranti a Breda, di Piave, abitazioni e negozi. Attacco hacker alla pagina Instagram della fondazione intitolata Giulia Cecchettin, a darne notizie al papagino e la sorella Elena. Sono Havana, Ciambella e Balù i 3 nuovi dottori a 4 zampe che nei giorni scorsi hanno fatto il loro ingresso nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Conegliano nell'ambito di un progetto di pet therapy che durerà un anno. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque è scattata dalla mezzanotte, sono scattati i dazi americani al 15% per l'Unione Europea. Grande la preoccupazione naturalmente anche in Veneto, dove le associazioni di categoria hanno lanciato l'allarme. A rischio 2 miliardi di euro all'anno, dicono sarà necessario sostenere le aziende in crisi. La preoccupazione è molta su questa situazione, che se ne parla da mesi. Questi dazi sembra il 15%, si parla anche del 30%. Basta il 15% perché la preoccupazione sia un danno per le nostre imprese, per i nostri collaboratori e per il nostro territorio. Dobbiamo pensare che l'America è il terzo mercato per il nostro Veneto e per l'Italia, con il 9,2%. È il D-Day, dove la D sta per dazi naturalmente, e la cosa preoccupa tutte le attività produttive della regione. Il timore è che i danni siano molti per l'economia del territorio. La CGA di Mestre ha stimato in 2 miliardi di euro l'anno la perdita per le attività venete. L'export è importante soprattutto in province come Vicenza e Treviso, perché il grosso dell'export negli Stati Uniti è concentrato nei macchinari e queste sono 2 province insieme a Padova che hanno un grande ruolo in questo settore, per cui possiamo parlare di almeno 4 volte le imprese, almeno 1600 imprese colpite direttamente e un numero di dipendenti che supera i 20.000 direttamente. Ma guardate che il grosso è davvero l'indotto in tutto il Veneto. Non solo gli artigiani ma anche gli agricoltori sono in fibrillazione, un mercato, quello a stelle e strisce, che vale 8 miliardi di euro l'anno per il comparto agroalimentare veneto. Dalle stime che noi abbiamo, l'applicazione di questi dazi comporterebbe a una riduzione del valore delle esportazioni pari a oltre 1 miliardo di euro. Tra questi, uno dei settori maggiormente colpiti sarà quello vitivinicolo. Abbiamo la vendemmia che è a ridosso e alle porte, è una vendemmia di forte preoccupazione. Gli agricoltori inoltre esprimono soddisfazione per il tavolo di crisi aperto al Ministero dell'Agricoltura per togliere i dazi al comparto. Le associazioni di categoria tutte chiedono aiuti a breve termine da parte del governo. L'aiuto avviene attraverso, ad esempio, una energia che abbia un costo minore, ma soprattutto che ci sia un sistema che vada ad aiutare le imprese a semplificare quella che è la burocrazia e quindi diventi un aiuto per tutti noi. Per gli artigiani la politica deve guardare anche oltre e aiutare gli imprenditori a trovare nuovi mercati. È finito il tempo dell'imprenditore che parte da solo con la valigetta. Serve che qualcuno lo accompagni in quel paese e poi l'imprenditore con la valigetta farà il suo lavoro. Però servono strumenti finanziari, serve promozione, serve un accompagnamento del sistema bancario, ma soprattutto delle istituzioni, nelle fiere, creando degli incoming che portino in Italia imprese di altri paesi.
Alleanza Verdi-Sinistra va all'attacco della superstrada pedemontana veneta, lo fa col suo consigliere regionale Zanoni che dice divora i fondi regionali a scapito della sicurezza stradale in metà comuni del Veneto. A Treviso, su 58 sindaci che hanno chiesto di fare opere come rotatorie, marciapiedi, piste ciclabili, segnaletiche, eccetera, si sono visti finanziare questi progetti solo in 8 su 58. E questo perché? Perché non ci sono fondi destinati alle opere pubbliche, alla viabilità, e la coperta è corta e questo è il problema. Il buco della pedemontana assorbe tutto. Il buco nelle finanze regionali causato dalla superstrada pedemontana veneta divora i progetti per la sicurezza stradale di 50 comuni della Marca e di ulteriori 288 comuni del Veneto. È quanto afferma il consigliere regionale Andrea Zanoni di AVS, analizzando i dati dei finanziamenti stanziati per i comuni che hanno partecipato ad un bando regionale per migliorare la viabilità e la sicurezza dei punti critici delle strade del Veneto. Sui 288 progetti presentati dai sindaci e risultati finanziabili ne saranno realizzati solo 48 e questo, continua Zanoni, a causa di un'errata valutazione delle previsioni di traffico sulla pedemontana. Quando il presidente Zaia ci portò la terza convenzione in aula, ci portò anche una valutazione su quelle che sarebbero state i flussi di traffico e ci furono portati 5 diversi studi. Alla fine decisero che ci sarebbero stati 27.000 veicoli giorno di traffico giornaliero medio. Il problema è che hanno scelto una cifra troppo elevata, una previsione troppo ottimistica. E su quella previsione, continua il consigliere di AVS, si basa la convenzione con il privato al quale la Regione paga per 39 anni un canone annuo di oltre 200 milioni a fronte di entrate per il 2025 stimate in poco meno di 149 milioni, nonostante lo sconto sui pedaggi in vigore dallo scorso marzo. La differenza la deve mettere la Regione Veneto. Quest'anno si parla di 52 milioni a bilancio, ma saranno di più perché le entrate sono state meno del previsto. Quindi la pedemontana veneta crea un buco nelle casse della Regione con delle ripercussioni anche sulla sicurezza dei cittadini trevigiani e veneti. Questa situazione si può risolvere andando a rifare la convenzione, andando a trattative col privato, prendendo atto che i flussi di traffico che erano stati sottoscritti dalla Regione ma anche dal privato erano del tutto sbagliati. Dura la replica della vicepresidente assessore alle infrastrutture del Veneto Elisa De Berti, che accusa Zanoni di manipolare in modo inaccettabile i dati pubblici a fini di propaganda. Zanoni attacca De Berti, sostiene che i fondi regionali per la sicurezza stradale sarebbero stati divorati dalla superstrada pedemontana. Si tratta di un'affermazione falsa, facilmente smentita dai numeri. La Regione ha corrisposto il primo canone di disponibilità per la pedemontana veneta a partire dal 1° marzo 2024, eppure dal 2016 al 2023, quindi prima che la pedemontana entrasse in esercizio, sono stati finanziati oltre 105,8 milioni di euro per la sicurezza stradale, con una media annua di oltre 13 milioni. Per l'anno 2025, con la pedemontana attiva, è stato invece approvato uno stanziamento di 17 milioni e mezzo di euro. Zanoni cita 50 comuni trevigiani esclusi dai finanziamenti, prosegue la vicepresidente, ma dimentica di spiegare che il bando regionale è competitivo, come ogni procedura, trasparente e pubblica, e prevede una graduatoria basata su criteri oggettivi. I comuni partecipano liberamente e vengono valutati con le stesse regole, senza termina alcuna discriminazione. La cronaca adesso: in difficoltà tra le onde, dodicenne di Castelfranco salvato grazie a un giovanissimo bagnino di Jesolo. Vediamo. Eccolo mentre viene issato sul gommone della guardia costiera, sul quale un istante dopo sale anche il bagnino che l'ha salvato. Siamo sulla spiaggia del Faro e da poco passato mezzogiorno un ragazzino di 12 anni di Castelfranco, nonostante la bandiera rossa ed il divieto di balneazione, si è immerso, trovandosi subito in difficoltà, spinto dalla corrente al largo e verso gli scogli. Provvidenziale l'intervento dell'addetto al salvataggio della torretta gestita da Jesolo Turismo, che si è subito tuffato ed ha raggiunto il bambino. Nonostante la
giovane età, il bagnino a 18 anni, ha capito la problematicità della situazione. Le condizioni proibitive del mare, il forte vento rendevano impossibile tornare a riva, mentre la corrente spingeva entrambi verso gli scogli. Con sangue freddo, il bagnino ha valutato la situazione di pericolo ed è riuscito a portarsi all'esterno, facendosi trasportare dalla corrente. Nel frattempo era stata allertata la guardia costiera, che è intervenuta con il gommone. Fortunatamente l'assistente bagnante è stato molto celere nell'intervenire e quindi ha potuto mettere in sicurezza il ragazzino, però ovviamente era impossibilitato a poter rientrare a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Era presente peraltro la bandiera russa con cui non bisognerebbe mai andare in acqua. E a quel punto il nostro intervento è stato tempestivo e nel giro di pochissimi minuti siamo riusciti a mettere in sicurezza sia il ragazzino che l'assistente bagnante. Il ragazzino sta bene ed è stato riportato dalla mamma. La Guardia Costiera, a maggior ragione in questo periodo di grande afflusso di bagnanti sul litorale, ricorda quelle che sono le norme da rispettare per divertirsi al mare in sicurezza. La bandiera russa significa sempre e comunque di non immergersi, è sconsigliato immergersi anche se si è nuotatori esperti, perché il mare di per sé è un ambiente pericoloso e come tale deve essere trattato, perché quello che potrebbe sembrare semplice da un momento all'altro può mutare ed è quindi necessario prestare la massima cautela, così come è necessario e importante prestare attenzione ai divieti in prossimità delle foci dei fiumi. È vietata la balneazione. Primi 2 casi autoctoni di virus chikungunya accertati in Veneto, entrambi nel Veronese, colpite una 64enne di Negrar e una 39enne di Affi, entrambe senza storie di viaggi recenti in paesi in cui la malattia è endemica. La prima è ricoverata e vigile, la seconda presenta al momento solo sintomi lievi. I 2 casi non sono collegati. La Regione del Veneto ha attivato le misure di sorveglianza previste, tra cui la procedura di disinfestazione straordinaria e le misure di sorveglianza sanitaria rivolte agli altri soggetti nei luoghi di possibile esposizione. Fino ad oggi in Veneto tutti i casi confermati di chikungunya, virus che viene trasmesso dalla zanzara tigre, erano correlati a viaggi in aree endemiche. L'identificazione di casi autoctoni rappresenta dunque un evento rilevante, verosimilmente legato all'intensificarsi dei viaggi internazionali nel periodo estivo e alle condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione della zanzara tigre. Ondata di caldo africano, a proposito di condizioni climatiche, in arrivo per le prossime 2 settimane, con temperature che toccheranno anche i 38 gradi a Rovigo, che sarà sempre la città più calda del Veneto. Seguire i consigli degli esperti resta imprescindibile. Torna Caronte, l'anticiclone africano, sinonimo di estate torrida, caldo, umido e afa, quella che non dà tregua. Dal fine settimana, in particolare tra sabato e domenica, le massime si spingeranno oltre i 35 gradi in tutta Italia, con locali picchi domenica sino a 36-38, proprio nell'area padana, con Rovigo che sarà sempre la città più calda del Veneto. Le minime faticheranno a scendere sotto i 24-25 gradi, almeno fino a dopo Ferragosto. Seguire i consigli degli esperti resta fondamentale. Per le persone fragili, quindi gli anziani, le persone over 65, over 70, la prima cosa da fare è evitare l'uscita nelle ore calde. Quando parliamo di ore calde vuol dire da mezzogiorno fino alle 16:30-17. Quindi si può utilizzare la mattina prima per fare le proprie spese e poi il pomeriggio per fare passeggiate in ore che non siano ovviamente dove il sole è a picco. Seconda cosa, idratarsi, che vuol dire almeno 2 litri di acqua al giorno, evitando che non sia ghiacciata, sia fredda. Tenere sempre un cappellino in testa per evitare i colpi di sole quando si passeggia, utilizzare l'aria condizionata senza esagerare e soprattutto rivolgersi al curante se si ravvisano problemi respiratori più gravi. Chiaramente rivolgersi al suo medico curante se uno si sente disidratato, oppure pronto soccorso, dove appunto le persone vengono aiutate, vengono riidratate. Però è fondamentale bere tanto, evitare cibi pesanti. La bolla calda colpirà anche l'arco alpino, causando sofferenza alle montagne e ai ghiacciai, già da tempo in grave difficoltà. Attenzione quindi anche al rischio valanghe. Rialzata l'allerta anche nei pronto soccorso degli ospedali regionali. Se in questi giorni gli accessi sono calati, con Treviso che si attesta sui 200 giornalieri, il caldo potrebbe far impennare i numeri, ma sono anche le forme virali a destare preoccupazione.
E il caldo potrebbe farli aumentare, ecco perché è importante prevenirlo, perché sicuramente il caldo può essere una minaccia e quindi persone che arrivano in pronto soccorso disidratate. Le forme virali purtroppo legate a sindromi influenzali, chiamiamo parainfluenzali, legate a virus vari che girano, ci sono ancora. Noi abbiamo 100 persone ricoverate che hanno ancora sindromi simili influenzali, cioè che hanno problemi respiratori. Prima di proseguire con la cronaca, una notizia che arriva dal Padovano: investita da un'auto a Castelbaldo, in provincia appunto di Padova, è morta una donna di 85 anni che era in sella alla sua bicicletta. L'incidente nel primo pomeriggio, alla guida dell'auto un giovane che si è fermato a prestare i primi soccorsi, ma inutile, si è rivelato ogni tentativo di rianimazione per l'anziana e dunque non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Este, quindi l'ennesima vittima purtroppo sulle strade. A Breda di Piave adesso ladri in azione nella notte nel mirino abitazioni e bar, in una villetta malviventi messi in fuga dai proprietari. In 3 incappucciati con passamontagna hanno fatto irruzione in questa villetta intorno alle 22:30, nessuna remora. Incuranti delle telecamere di sorveglianza sono entrati in giardino. 2 sono passati scavalcando la rete, il terzo ha oltrepassato il cancello. Poi hanno percorso il perimetro del giardino, forse nell'intento di evitare le telecamere. Si sono posizionati dietro la macchina e in quel momento si è accesa la luce delle telecamere. La mia compagna, eravamo a letto, ma la mia compagna era sveglia, ha guardato il telefono, ha visto queste persone, insomma, intruse, mi ha svegliato. Lei intanto ha chiamato i carabinieri, io sono uscito in terrazzo, però come hanno sentito la zanzariera alzarsi sono scappati via. La prontezza dei proprietari ha fatto desistere i ladri. In casa erano presenti anche dei bimbi piccoli, tanta la paura, la figlia undicenne per tutta la notte non ha smesso di tremare. Ora Raffaele Donadi ha deciso di potenziare ancora di più il sistema di videosorveglianza. Sì, per forza, perché è meglio controllare tutta la proprietà, perché può essere come in questo caso è stato un buon segnale di avviso, insomma, ci siamo salvati per le telecamere. Come dormirà stanotte? È un po' in ansia, perché bisogna sempre stare con le orecchie aperte e qualsiasi rumore può essere... sì, si fa sentire, insomma, anche qualsiasi piccolo rumore. Pochi chilometri da Pero di Breda di Piave ci spostiamo a Vacille. Il colpo messo a segno intorno alle 2 del mattino ad allertare la titolare l'allarme, ma quando è arrivata i ladri erano fuggiti con i registratori di cassa trovati aperti dai carabinieri in un campo poco lontano. Questa è la finestra che hanno aperto. Ecco, questa è rotta. Questa sì, praticamente sì, la dobbiamo aggiustare, hanno fatto un buco. Sono entrati con qualcosa e hanno alzato la... che poi tra l'altro sono stati anche abbastanza bravi, perché questo è in mezzo, quindi cioè proprio calcolato. È stato un colpo velocissimo. Velocissimo, ma ti dico, penso che 2 secondi se farla grande, proprio perché quando sono arrivata io proprio non c'era nessuno. Un colpo fulmineo, i ladri sapevano dove e che cosa prendere. Il bottino esiguo, spiccioli, ma i danni che ora deve sistemare la proprietaria sono maggiori. Entrambi hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. Questa è la situazione a Breda, ma tra Mestre e Martellago sta seminando il panico in bar e ristoranti invece quello che è già stato ribattezzato il ladro acrobata. Ora è caccia all'uomo, oltre a rubare provoca ai locali migliaia di euro di danni. I colpi sono stati più d'1 in entrambe le sedi e quindi adesso sono in corso naturalmente tutte le ricerche di questo soggetto che ha preso di mira locali e ristoranti. Questa è la pagina dei furti. Adesso andiamo a un altro tema, l'attacco hacker che ha subito invece il profilo Instagram della fondazione intitolata a Giulia Cecchettin. A darne notizia sono stati il papà Gino e la sorella Elena. Vi informiamo che la pagina Instagram di Fondazione Giulia Cecchettin è stata compromessa da un attacco informatico. Non rispondete a messaggi sospetti provenienti da questo account o a eventuali richieste di denaro. Siamo già in contatto con le autorità competenti e stiamo lavorando con Meta per recuperare la piena proprietà dell'account. Grazie a tutti per la comprensione e per il sostegno continuo alla Fondazione.
È un messaggio identico a quello che nel primo pomeriggio hanno pubblicato nelle storie di Instagram dei loro profili Gino Cecchettin e la figlia Elena, account violato per la pagina aperta dalla fondazione nata a novembre scorso, a un anno esatto dal terribile omicidio di Giulia per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Un'opera che Gino e i figli hanno fortemente voluto per ricordare Giulia e continuare nel loro instancabile lavoro di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il profilo è stato hackerato da pirati informatici che chiedono di essere contattati, una tipologia di reato in crescita che ha toccato la pagina Instagram della fondazione, che conta oltre 100.000 follower e racconta di giorno in giorno le numerose iniziative che continuano a fiorire nel nome di Giulia Cecchettin. Gino ed Elena Cecchettin nel frattempo sono al lavoro per tornare nella piena proprietà dell'account. Sono Havana, Ciambella e Balù i 3 nuovi dottori, chiamiamoli così, a 4 zampe che nei giorni scorsi hanno fatto il loro ingresso nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Conegliano nell'ambito di un progetto di pet therapy che durerà un anno. Non solo sono i migliori amici dell'uomo, ma da qualche giorno in psichiatria Conegliano sono anche i migliori amici dei pazienti. Si tratta di Havana, border collie, Ciambella, una labrador cioccolato, e Balù, un cane corso, 3 splendidi affettuosi pelosi che aiutano i degenti ricoverati nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura a ritrovare emozioni di benessere, fiducia e autostima, riducendo i livelli di ansia anche per gli stessi operatori sanitari. Questi interventi di educazione assistita con gli animali hanno una ricaduta positiva sia sugli utenti che, ricordiamoci, sono in una fase di acuzie perché ricoverati in reparto, rispetto ai livelli di ansia, tolleranza alla frustrazione, ai tempi di attesa, stimolano delle emozioni e la capacità poi di rapportare le emozioni che l'animale ha suscitato all'operatore. Il progetto, avviato a luglio, avrà la durata di un anno e sono previsti incontri settimanali con i cani per i pazienti selezionati in base al profilo diagnostico. La seduta con l'animale si svolge ogni martedì ed ha dei luoghi dedicati che sono stati ricavati nel reparto, quindi se è bel tempo il giardino oppure la stanza delle attività già prevista all'interno del reparto. Poi c'è la seduta con l'animale con dei giochi, lo spazzolamento, il pettinamento, l'accarezzamento, i giochi che si fanno anche con i cani, e poi il debriefing, perché l'utente viene valutato sia prima che dopo dall'equipe multiprofessionale. A supportare i medici la cooperativa Insieme si può, che da anni si mette a disposizione con progetti dedicati alla fragilità. Insieme si può da anni ha investito nella formazione di operatori specializzati, nella composizione di un'equipe che prevede anche la figura del veterinario, dello psicologo, dell'educatore, dell'operatore, coadiutore per le diverse specie animali. E poi ci sono loro, i cani, che non vengono particolarmente addestrati, ma incoraggiati nella loro indole, che nel caso di Labrador e Border sono più collaborativi. Sono cani prosociali che amano stare con le persone e amano anche ricevere attenzioni dalle persone stesse. Però, per esempio, Balù, che sarebbe il terzo cane coinvolto nel progetto, è un cane corso, quindi nessuno si aspetterebbe di vederlo come cane da pet therapy, ma l'ho visto come cane da guardia. In realtà lui ha molte caratteristiche prosociali. Ecco qua, adesso lo metto giù il gioco, va bene? Metto giù il gioco, aspetta un attimo, brava. Con questo servizio noi terminiamo questa edizione, grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo e l'edizione di Venezia. Arrivederci.